Siamo con il sindaco di Joppolo Giancaxio, Angelo Portella, eletto nel giugno del 2013. Alla fine ormai del suo mandato di sindacatura, il sindaco però intenderà riproporre alla gente di Joppolo la ricandidatura appunto per il secondo mandato. Quindi volevamo fare un po' un consuntivo, un punto, un riassunto di ciò che è stata i suoi 5 anni di attività, quali sono stati i punti critici, diciamo, all'inizio della sua sindacatura e quali sono state le soluzioni adottate, ma parlare anche del futuro di Joppolo e di ciò che potranno essere le prospettive del prossimo mandato, in caso di elezione, del sindaco di Joppolo Portella, non solo, ma anche di tutta la sua giunta. Sindaco, allora siamo arrivati, diciamo, alla fine di questo mandato, 5 anni di lavoro, 5 anni di tante attività, 5 anni in cui, diciamo, il Joppolo è diventato un po' un punto di riferimento non solo per le cittadine locali, ma un po' anche per tutta la provincia, con tante manifestazioni, con tante iniziative che hanno fatto parlare di Joppolo. Una tra tutte vorrei ricordare la marcia per le vittime di mafia, che è diventato ormai un punto di riferimento per tanti siciliani, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti antimafia essere qui a Joppolo, non solo, ma anche tanti alunni, tanti studenti che hanno partecipato alla iniziativa, ma parlare anche della Via Francigena, parlare della Sagra del Melone Giallo, insomma tante caratteristiche per cui Joppolo è diventata un punto di riferimento. A lei la parola. Eh sì, siamo ormai alla fine di questo mandato. Io ho cercato di rimettere di nuovo la mia candidatura per cercare di continuare quel lavoro e il programma che la mia compagine amministrativa si era dato. Abbiamo fatto tanto, si sono fatte tantissime iniziative ed è giusto oggi fare un consuntivo di quello che è stato, questi 5 anni di lavoro. Questi 5 anni di lavoro che hanno portato, lo diceva poco fa lei, direttore, hanno portato Joppolo anche ad essere un punto di riferimento della provincia. Un punto di riferimento della provincia perché si sono svolte tantissime iniziative. Joppolo è stato uno dei promotori di queste iniziative che hanno visto questo piccolissimo centro al centro della provincia. Io vorrei un po' iniziare su quello che è lo sviluppo che noi dall'inizio ci siamo posti di cercare di lavorare in questa direzione affinché qualcosa si muovesse in questo paese. Abbiamo in questo senso, oltre continuato quelle che erano le manifestazioni che Joppolo era punto di riferimento che per quanto riguarda l'estate joppolese, abbiamo cercato di incentivare su alcune iniziative particolari, quella che è la marcia per ricordare tutte le vittime delle mafie, che proprio si è svolta il 6 di aprile da pochi giorni e che ha visto centinaia e centinaia di studenti di tutta la provincia venire a Joppolo e avere un incontro con tutte le autorità e manifestare nel ricordo delle vittime. Ormai è qualcosa di istituzionalizzato, eravamo quest'anno alla 4ª edizione, il prossimo anno ci auguriamo di poter esserci, sicuramente ci sarà la 5ª edizione. Abbiamo cercato e ci siamo inseriti nel progetto della Magna Via Francigena, che è questo percorso dei pellegrini che parte da Palermo e arriva ad Agrigento, e Joppolo in questo senso è alla fine di questo percorso, quindi punto di riferimento, punto dove quasi tutti i pellegrini si fermano, dormono a Joppolo, visitano Joppolo, mangiano a Joppolo. Quindi oltre il fatto di cercare di promuovere e far conoscere il nostro piccolo paesino, anche da un punto di vista economico c'è un risvolto per i nostri operatori economici. Sicuramente cercheremo
in questo senso ancora di più di perfezionarlo, stiamo cercando di adottare alcune misure in maniera tale che vi sia sempre di più un'accoglienza sempre più ospitale, in maniera tale che coloro che passino qui a Ioppolo restino contenti. Lo abbiamo visto in tutte le i commenti che ci sono stati dai pellegrini, che Ioppolo è uno dei paesi più ospitali all'interno della via Magna Via Francigena. Ci sono state anche altre manifestazioni che noi abbiamo cercato di incentivare, quella del 2 di giugno che insieme con Lega Ambiente abbiamo promosso. Quest'anno promuoveremo di nuovo il 2 di giugno, ci sarà ancora una volta la manifestazione che si farà insieme con Lega Ambiente sul cibo di strada, in cui sarà un altro momento che ha visto centinaia e centinaia e centinaia di persone venire a Ioppolo, essere una giornata di festa, una giornata di promuovere le nostre peculiarità che abbiamo sul nostro territorio. Abbiamo in questo senso, sempre per un discorso di sviluppo e di essere al centro di tutta la provincia, abbiamo in questi giorni consegnato l'apertura del Parco Natura, che sicuramente porterà a Ioppolo centinaia di persone per poter visitare, fruire, perché dico, oltre al fatto del percorso acrobatico che c'è un'area tutta attrezzata dove la gente potrà trascorrere tranquillamente delle bellissime giornate. Questo sarà anche un altro momento in cui, da un punto di vista diciamo anche della crescita, da un punto di vista economico, noi ci siamo spesi, ci siamo riusciti, diciamo, è un'altra delle conquiste effettivamente, anche perché voglio ricordare che questo era una delle incompiute da 20 anni, che non è lasciata, diciamo, all'incuria, eccetera eccetera. In tutti questi 5 anni ci abbiamo lavorato e ci siamo riusciti a rimetterlo, diciamo, a fluire da parte della gente. Su questo ci continueremo a muovere, perché vogliamo, diciamo, in un certo senso abbellire, vogliamo portare questo paese a essere uno dei piccoli borghi, io lo voglio chiamare uno dei piccoli borghi che siano tenuti bene, che siano fruibili, che possano accogliere la gente. E anche in questa direzione io devo dire che anche da parte dei nostri operatori economici c'è una volontà. A giorni andremo a costituire un comitato per proprio la gestione della Magna Via Francigena, che insieme, diciamo, anche ad altre bellezze che ci sono a Ioppolo, che sono il castello, anche se dei privati, però è uno delle attrattive che porta gente a Ioppolo, insieme al museo degli attrezzi contadini che abbiamo aperto da poco nella ristrutturazione dell'arco settecentesco, e insieme a tutta un'altra serie di percorsi che vogliamo ideare, possa portare sempre di più questo paese allo sviluppo. Questo per quanto riguarda, diciamo, la parte delle attività dello sviluppo. Poi abbiamo fatto in questi 5 anni, io li voglio in parte così in maniera proprio succinta ricordare tutte le opere che siamo riusciti a realizzare, dalla manutenzione della strada della Manicalunga, alla messa in sicurezza e poi alla ristrutturazione dell'arco settecentesco, che oltretutto i locali li abbiamo messi a disposizione della Proloco,
in cui c'è pure questo museo degli attrezzi contadini, ai lavori di manutenzione e bitumatura della via Curiale, della via Calvario, del largo del viale dei Pini, tutta diciamo, la realizzazione di cui parlavamo poco fa del parco natura e del parco acrobatico, alla bitumatura di quasi tutte le vie del paese, perché abbiamo un po' ristrutturato e manutenzionato tutte le strade del paese, all'allargamento della via Verga che si parlava da decenni, e quindi abbiamo diciamo, acquisito dei fabbricati, li abbiamo demoliti e in quella cosa abbiamo realizzato un'area giochi per bambini. All'arredo urbano attraverso la piantumazione di molti di alberi alla sistemazione di panchine e cestine eccetera eccetera, abbiamo cercato di dare un arredo urbano un po' più decoroso, alla pavimentazione di molti cortili, di molte strade che erano al completo. Insomma, avete reso un paese accogliente, ecco, l'elencazione delle tante cose fatte, che se uno fa un giro in città, insomma, si può vedere un paese che sicuramente è molto attrattivo. Però mi piacerebbe parlare anche di cose importanti come l'ambiente. Ecco, siete un fiore all'occhiello sulla differenziata, in questi anni avete fatto un lavoro forte in questo senso, avete addirittura ricevuto un premio ed è diciamo anche un momento di gratificazione, anche che chiaramente non è difficile arrivare, cioè dico non è facile arrivare a questi risultati, no Sindaco? Non è facile ma neanche difficile, ci vuole volontà, ci vuole un po' discutere anche con i cittadini, avere un approccio con i cittadini. Noi l'abbiamo iniziato 1 anno e mezzo fa e diciamo, anche se avevamo già costituito l'aro tra i comuni di Joppolo, Sant'Angelo e Santa Elisabetta, noi la mia amministrazione ha voluto seguire la strada di iniziare da sola e iniziare ad abituare i cittadini. Questo diciamo, ci ha portato effettivamente ad avere dei risultati eccezionali. Noi siamo al 75%, siamo il 3° comune in provincia di Agrigento, il 12° comune a livello regionale. Infatti il giorno 12 aprile siamo stati premiati a Catania come uno dei comuni più virtuosi in Sicilia. Dico, è un bellissimo risultato, è un qualcosa che da portare vero come fiore all'occhiello, perché oltre diciamo, ai benefici che abbiamo da un punto di vista ambientale abbiamo anche, devo dire, anche un risparmio. Ora noi stiamo andando a fare i ruoli per quanto riguarda la spazzatura e stiamo attuando una riduzione del 10% per quanto riguarda la tariffa per la raccolta. Questo ci ha portato anche ad avere inizialmente anche qualche spesuccia in più, però ci porta oggi ad avere questi risultati che non vediamo in altre realtà o in Sicilia quello che avviene, però diciamo Joppolo da questo punto di vista può portare anche un altro. Ma si può fare di più? Secondo lei? Io credo di sì, si può fare di più, infatti il nostro obiettivo è quello di migliorarlo ancora di più e arrivare a oltre l'80%, ma oltre a arrivare oltre l'80% fare anche una differenziata, infatti fra non molto partirà una campagna di sensibilizzazione, di discussione con i nostri cittadini affinché la differenziata sia prodotta in una maniera ancora più precisa, affinché tutto ciò possa portare delle somme nelle casse del comune che saranno ridistribuite poi sulla tariffa. Si può fare, ci vuole volontà, ci vuole crederci e io credo che si può fare ancora di più. Tra l'altro ricordo benissimo quando siamo venuti per fare il primo giorno in cui è partita la differenziata. La cosa diciamo bella è stata che voi avete coinvolto i ragazzi della scuola elementare e quindi
partendo proprio dal basso, siete andati con loro in giro per le strade, oltre che chiaramente un'azione di sensibilizzazione che i bambini fanno nei confronti della famiglia. Ecco, questo è stata una cosa che mi ha colpito particolarmente. E questo ci ha dato dei risultati, sicuramente ci ha aiutato moltissimo, perché quando i bambini vanno a casa hanno cercato e sono più sensibili, credo, di noi grandi a impostare e a cercare di all'interno della propria famiglia far fare la differenziata cosa. Noi continueremo questo lavoro, l'abbiamo fatto in collaborazione anche con le scuole e continuiamo ad avere questa collaborazione con le scuole che ci stanno dando un grandissimo aiuto proprio per cercare di portare questi risultati a livelli ancora più alti. Sindaco, in questi giorni purtroppo vediamo che tantissimi comuni, l'ultimo ieri quello di Aragona con la dichiarazione di dissesto fatta dal sindaco Pendolino di oltre 10 milioni di euro. Ecco, invece sotto questo punto di vista com'è la situazione finanziaria e amministrativa del comune di Oppola? Ecco, lei come l'ha rilevata 5 anni fa e che dati certi possiamo dare oggi a chi ci ascolta? La situazione non è tra le peggiori, io credo che è una situazione sotto controllo. 5 anni fa avevamo una situazione molto più pesante, oggi come oggi abbiamo cercato pian piano di in parte risanare alcune partite deficitarie che aveva il Comune, abbiamo cercato di mettere mano alla riscossione in maniera molto più seria a quella che diciamo erano i tributi non pagati. Io credo che è una situazione non tra le più belle, ma una situazione tranquilla che non ci porta ad avere grossissime preoccupazioni. È chiaro che tutto il discorso anche dei trasferimenti che vengono fatti con il ritardo eccetera eccetera ci porta ad essere in anticipazione di cassa, ma questa è ormai una situazione che ormai tutti i comuni ci portiamo dietro da anni. Io credo che non sia una situazione molto pesante, è una situazione ancora che ha bisogno di essere seguita attentamente perché ci sono ancora delle deficienze e delle problematiche di alcuni debiti che dall'Enel ad altre, alla comunità che c'era per quanto riguarda gli extracomunitari, che io credo che un'amministrazione che si pone degli obiettivi può tranquillamente affrontare e risolvere nella migliore dei modi. Voi avete anche lavorato nel campo delle politiche sociali, ricordo qualche mese fa qui il campo di Boccio, una bella iniziativa con le associazioni di volontariato, insomma è stata una bella domenica. Ecco, traggo spunto da questo semplice evento per dire che negli anni avete anche fatto delle iniziative verso le attività diciamo, nel settore della solidarietà. Sì, su questo dico, è sempre stato uno dei nostri obiettivi, quello di cercare di lavorare nel sociale, nel cercare anche di aggregare, di essere sempre punto di riferimento. Lei ricordava questa iniziativa fatta al campo di Bocce con l'associazione, la ICS, che ci è stata sempre vicina, ha collaborato con noi e noi siamo stati sempre disponibili. Abbiamo fatto alcune altre iniziative dal pranzo di solidarietà ad altre iniziative che si sono svolte e che cerchiamo di svolgere insieme con le associazioni. È una delle cose su cui anche l'amministrazione si è voluta muovere e cercherà di promuovere sempre queste iniziative. Sindaco, parlo un po' di politica, cosa ci aspetta da questa nuova amministrazione? È cambiato diciamo, il pilota al comando, può arrivare qualcosa di positivo in questo senso, progettistica, qualcosa che avete iniziato magari relativamente ai progetti futuri, insomma. Allora sì, noi abbiamo già programmato alcune progettualità, alcune andranno, diciamo, noi abbiamo ad esempio abbiamo acquisito per quanto riguarda l'illuminazione pubblica parte della rete che non era nostra, l'abbiamo acquistata con i soldi del bilancio comunale.
e abbiamo indetto una gara che a giorno ai primi di maggio sarà chiusa, si espleterà, ai primi di maggio si espleterà, per quanto riguarda tutta la pubblica illuminazione, per metterla tutta a LED e in sicurezza tutto l'impianto elettrico. C'è un project finance che è stato presentato da una ditta che andrà in gara, quindi chiunque può partecipare a questo progetto, che porterà un risparmio. Noi all'incirca spendavamo tra manutenzione e spese per quanto riguarda la pubblica illuminazione all'incirca 150.000 euro l'anno. Noi abbiamo un progetto, questo progetto di cui vi parlavo, che prevede a base d'asta 101.000 euro. E in più avremo delle migliorie, avremo il wifi per tutto il paese, avremo un impianto che sarà messo a bando, cioè all'interno di questo progetto che ha presentato questa ditta, avremo un impianto di videosorveglianza, avremo la possibilità di realizzare anche alcune nuove linee di illuminazione per alcune. Questa è una delle progettualità, ma ce ne sono altre. C'è ad esempio, noi avevamo presentato un progetto che è ammesso a finanziamento per quanto riguarda il Corso Umberto via Roma e Piazza Marconi, per rifare tutte queste 3 piazze, che è già messo a finanziamento. A giorni dovrebbe arrivare il decreto finale. Abbiamo presentato e siamo diciamo in graduatoria per l'anno 2018 un altro progetto per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola materna, che è messo diciamo in graduatoria e che dovrebbe essere finanziato, perché erano dei progetti che andavano per 3 annualità e IOP era stato messo all'interno dell'annualità 2018. Abbiamo in questi giorni, questo è un annuncio che io voglio dare, e quindi in anteprima e a giorni credo che sottoscriveremo insieme con l'Arcidiocesi di Agrigento e quindi con diciamo, il parroco di Joppolo, l'acquisizione dell'ex asilo, che è un immobile che ormai da più di 12 anni è chiuso, di proprietà della Chiesa, e che il Comune, almeno la mia amministrazione, ha questa volontà di acquisire per poterlo ristrutturare e renderlo di nuovo, diciamo, adibirlo di nuovo alla scuola materna, e quindi di conseguenza avere, anche perché è un bellissimo immobile dove c'è un giardino, a differenza diciamo di come sono i ragazzi oggi della nostra scuola materna, e avere una ristrutturazione un po' di tutto quella che è diciamo, il discorso delle scuole, perché noi in questo momento abbiamo all'interno del centro sociale la scuola media in dei locali che sono ottimi, però non sono più fruibili dai nostri cittadini, quindi la nostra intenzione sarebbe quella di, in questo progetto che andremo a presentare, quella di adibire l'ex asilo a scuola materna e scuola elementare, e all'interno della scuola elementare di oggi, che dovrebbe essere finanziata, le parlavo poco fa, e quindi ristrutturata, fare la scuola media con palestra e i laboratori che ogni scuola ha di bisogno. Dico, ci sono tantissime altre cose che noi abbiamo presentato e qui non voglio elencare, però dico quelle più salienti su cui noi stiamo puntando, e credo che daranno anche una visibilità e una qualità di quella che è la vita e le cose a Joppolo, sono queste. Parliamo diciamo. di distribuzione idrica. Spesso nei comuni si lamenta per il costo caro dell'acqua e perché l'acqua arriva in ritardo. A Joppolo qual è stata anche l'evoluzione di questo settore? Ma no, noi non abbiamo avuto, né oggi diciamo, che sto amministrando, c'è questa amministrazione, né precedentemente, dei problemi. Joppolo è uno tra i 16 comuni ribelli che non hanno mai consegnato a Girgenti Acque le reti. Noi paghiamo un canone per quanto riguarda il servizio idrico, solo servizio idrico, di 134 euro l'anno,
L'acqua viene data 2 volte la settimana, non abbiamo avuto mai problematiche di cose, anche perché abbiamo un bellissimo un recipiente che è abbastanza grande. Da questo punto di vista noi non abbiamo avuto mai problematiche e credo che non ce ne saranno. Continueremo la nostra battaglia affinché l'acqua resti pubblica e sia gestita direttamente, perché noi riusciamo a gestirla in una maniera eccellente e non abbiamo grossissime problematiche. Ma quando ci sono rotture, come fate? Ecco, si sente sempre parlare di rotture, noi provvediamo provvedete direttamente con i vostri uffici tecnici? Provvediamo direttamente con i nostri uffici tecnici. Se ci sono delle rotture particolari facciamo intervenire delle ditte esterne, se non ci sono rotture particolari sono i nostri, diciamo, operai direttamente che provvedono alla sistemazione. Non abbiamo avuto da questo punto di vista mai nessun problema. Sindaco, in questi 5 anni sicuramente anche dei problemi politici, equilibri politici, cambi di assessori. Ecco, facciamo anche un excursus di ciò che è stato anche il suo rapporto di collaborazione con i suoi colleghi, col Consiglio Comunale, con la Giunta. Cosa possiamo evidenziare? Ecco, no, ma io, tranquillo? Devo dire che c'è stata una fibrillazione? No, all'infuori di questo, ecco, cosa è emerso? La volontà politica nel io devo dire che è stata una situazione di 5 anni di grandissima tranquillità, sia all'interno della Giunta. Ci sono state delle sostituzioni, ma delle sostituzioni più che altro tecniche, non delle sostituzioni per fibrillazione politica o per cosa. Dico, col Consiglio Comunale abbiamo avuto un ottimissimo rapporto di collaborazione, di discussione, e devo dire che addirittura spesso e volentieri parte anche della minoranza in quasi tutte le occasioni hanno mostrato volontà e hanno espresso pareri favorevoli su quella che è stata l'attività amministrativa. L'ultimo in questi giorni, ma dovuti a cose, l'unica cosa che si è verificata è la dimissione del capogruppo di maggioranza che diciamo, è passato dall'altro lato della barricata. Schieramento politico. Ecco, questo diciamo. Poi da un punto di vista dei rapporti politici, oltretutto essendo anche una lista civica, non ci sono state fibrillazioni di nessun genere. Sindaco, ecco, tra l'altro vorrei anche capire, questo tipo di attività ha portato anche un incremento dell'attività produttiva a Ioppolo, vediamo che ci sono anche diversi caseifici, diversi B&B, insomma in questi anni, in questi 5 anni, anche questo settore come si è evoluto? No, si è evoluto abbastanza bene, io dico che ci sono alcune, diciamo, sono nate dei B&B, c'è stata questa bellissima iniziativa dell'apertura di un caseificio, ci sono anche, tramite anche la via Francigena, alcuni operatori che a livello anche personale con cose hanno aperto delle case di accoglienza per questi pellegrini. Dico, si è sviluppato tramite anche, diciamo, io lo sottolineo perché a mio avviso più tempo passa e di più si vedrà anche gli influssi, l'apertura del castello ha portato anche a esserci più persone presenti all'interno del paese. Vedo che ci sono e si sentono che c'è gente che vuole aprire nuove attività collegate sempre a un discorso dell'accoglienza, di fornire dei servizi. Si è aperto un foto aggiuntivi, ha aperto uno di Casteltermine, uno studio fotografico a Ioppolo e altre cose iniziano a muoversi. È chiaro, questo porterà sicuramente un benessere alla nostra comunità. Cosa l'ha spinta a ricandidarsi? Ecco, in un momento in cui si parla tanto di crisi della politica, sfiducia della politica, questo scontro fra classi sociali, lei insomma ci riprova, sicuramente
non è una cosa che insomma, in questi giorni c'è molta sfiducia verso la politica. Il fatto che lei ci riprovi perché? Per l'amore per il mio paese. Io amo questo paese, pur vivendo per lavoro fuori da questo paese, a una distanza di 50 km, io amo questo paese. E quindi la voglia di dare il mio piccolo contributo, perché dico il mio piccolo contributo per migliorare, per renderlo sempre più vivibile, anche perché è un paese bello, dove c'è una qualità di vita che è molto bella. La mia idea, la mia aspirazione è fra qualche anno, finito diciamo di lavorare, è quella di trasferirmi in questo paese e viverci definitivamente, mi porta a dare un minimo di contributo per la crescita di questo paese. C'è altro da dire, c'è altro da aggiungere o possiamo diciamo, concludere questa nostra intervista che diciamo, ha significato anche una nostra informazione nel dire come diciamo, la Giunta Portella, la sua amministrazione diciamo, ha operato in questi 5 anni, Sindaco? No, da aggiungere, io quello che avevo da dire l'ho detto, io un appello lo faccio diciamo, a tutti affinché si possa continuare nel progetto che è stato iniziato 5 anni fa. Noi lo vorremmo continuare insieme a tutta la mia giunta uscente, a chi è subentrante, perché ci saranno nuove leve che ho cercato di mettere sempre al servizio della cittadinanza, di continuare questa progettualità che abbiamo. Noi crediamo di avere lavorato, non dico bene, discretamente. Ci vogliamo riproporre per cercare di continuare questo cammino intrapreso. Se la gente ci darà la fiducia per poter continuare, noi ci saremo e cercheremo di svolgere al meglio. Bene, ringraziamo il sindaco di Oppolo, dottore Portella, gli auguriamo altri 5 anni di amministrazione e ricordiamo sempre che questo programma lo potete vedere su TVA, canale 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, e sul nostro sito online tv.televideagrigento.tv, sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitter. Grazie e in bocca al lupo, Sindaco. Grazie, crepi il lupo.